Prende l'informazione di Telepordenone. Questa mattina è venuto a trovarci in studio Raffaele Padrone della FSP Polizia, con il quale abbiamo fatto il punto in merito alla situazione legata ai migranti nei confini regionali a seguito del grave fatto che si è verificato nel sud Italia, che è costato la vita a decine e decine di persone. Sentiamo. Oggi abbiamo avuto questa notizia di questo sbarco andato chiaramente male. Dispiace sempre quando ci sono bambini, più che altro bambini che non capiscono, il loro destino è affidato agli adulti. Però dobbiamo anche dire che qua qualcuno dovrà cominciare a prendersi le proprie responsabilità. Io sono di questa idea, perché non possiamo assistere a questi omicidi, perché questi sono veramente omicidi. Qualcuno dovrà prendersi la responsabilità e questi sono i nostri politici, non c'è niente da fare. Questo ormai è diventato un problema politico, guardate, perché vengono a mancare quegli accordi internazionali che furono fatti decine di anni fa, ma accordi internazionali mai rispettati. Quindi da lì si continua a partire e qua si continua ad arrivare. Quando qualcuno è più fortunato di questi arriva sano, quando qualcuno non è fortunato o rimane intrappolato e salvato dalle nostre motovedette, oppure arriva spiaggiato. Il problema, vedete, poi è fondamentale, soprattutto se vediamo e leggiamo dei dati. Io ho raccolto dei dati di Frontex e se vedete anche dalla cartina noi ci localizziamo, ma anche il nostro governo si puntualizza e localizza lo sbarco nelle coste mediterranee. Non è così, perché abbiamo un aumento nei nostri confini, nei nostri 54 chilometri di confine, e parlo del vicino Trieste, quindi i nostri confini con Slovenia e Croazia, ormai diciamo nazioni europee, dove l'aumento, se vedete dalla cartina, è del 168% dall'ottobre del 21 all'ottobre del 22, cioè il 168% di ingressi che non si riescono a bloccare, ma non si riescono a bloccare per tanti motivi. Prima quello politico, e torno a ripetere e ribadisco, anche la nostra politica di questo momento non riesce a fare nulla, perché la buona intenzione del Ministro dell'Interno, il prefetto Piantedosi, che ha emesso circolari per fare dei rimpatri forzati a queste persone, quando noi su una cinquantina di persone che arrivano ogni giorno alla questura di Trieste o alla polizia marittima di Trieste, e poi vi racconterò in che maniera arrivano, quando noi queste persone che oggi hanno saputo che in Germania c'è una possibilità di rimanere, tutti quanti vengono qui per andare in Germania. Alcuni di questi chiedono asilo politico e quindi siamo costretti a tenerli, ma alcuni di questi non possono tenere questo diciamo foglio per rimanere in Italia. E noi li prendiamo grazie a questa circolare del nostro ministro e li riportiamo in Slovenia. I sloveni su 50 persone se ne tengono 4, gli altri non li vogliono e noi siamo costretti a riportarli a casa. Cioè è veramente una cosa molto grave, e lì la politica deve intervenire, perché noi è vero che come poliziotti lavoriamo con 2 autovetture, 6 uomini su 54 chilometri, quindi già questo per la Polizia di Stato, per le forze dell'ordine non può essere accettato. Dovremmo avere chiaramente un aumento di personale. Io auspico che adesso anche con le nuove elezioni si capisca questa cosa, cioè questo diciamo, governo del Friuli Venezia Giulia ci ha messo delle fototrappole, ma l'ho sempre detto da questi studi e da tutte le altre parti dove vado, sono solamente palliativi per dire passano di qua. Guardate le immagini, a noi non serve sapere da dove passano, sono anni che conosciamo quali sono i punti di ingresso di queste persone. Guardate cosa lasciano queste persone dalle foto che vi ho inviato, guardate
cosa noi dobbiamo ancora capire, che passano 20, 30? Beh, guardate che questi qui alla mattina, quando attraversano i nostri confini, arrivano direttamente ai nostri uffici di polizia, non è che scappano, non è che fanno resistenza, si presentano e vogliono iniziare un iter, o vanno in Germania o rimangono qua. Quelli che non possono né andare di là e chiedere di andare di là, non possiamo accompagnarli in Germania, dobbiamo tenerli e li rimandiamo in Slovenia. In Slovenia di 50 persone se ne prendono 4. Quindi voglio dire, non è che scappano. Dalla Slovenia, nei loro cellulari, noi riscontriamo addirittura le mappe, le associazioni dove in Italia possono chiedere aiuto. Quindi soldi, perché in tasca tutte le pattuglie mi dicono che trovano persone che arrivano con soldi, 500, 800, 1000 più euro. Allora io dico, c'è veramente un accordo internazionale che non viene rispettato, è lì che la politica deve farsi sentire. Andiamo a Jesolo, via dei Migli, avamposto della Jesolo di domani.